se vogliamo parlare della guerra del latte, dicevo che vado un po' controcorrente, in quanto la crisi è strutturata, è una crisi che viene da lontano, perché nell'era della globalizzazione, purtroppo, dico, perché per il nostro paese sarebbe, insomma, se le frontiere esistessero ancora, nel latte andremo bene, perché di fatto valorizzeremo il nostro 50% di produzione e quindi insomma, avremo la possibilità di valorizzarlo molto meglio, no? Però a suo tempo, insomma, giustamente anche, non sono contro l'Unione Europea, si è pensato di, insomma, di entrare nella comunità europea, di accettare le regole, primis le quote, e in questo momento dobbiamo accettare il confronto con gli altri paesi europei, che non se la passano tanto meglio, questo è evidente, però hanno insomma, delle basi più solide rispetto alle nostre. Nel senso, quali sono queste basi? Innanzitutto delle estensioni superiori alle nostre, siamo un paese piccolo, in un fazzoletto di terra, perché il 50% del latte, insomma, viene prodotto tra Emilia, Veneto e Lombardia. Pensiamo in un contesto europeo quanto piccolo è questa fetta di terra. Quindi va benissimo protestare contro questi colossi, insomma, il gruppo Lactalis è un gruppo, insomma, importante, che ha radicato molto bene qui in Italia, si sono comprate le aziende, quindi evidentemente di fronte a interessi aziendali va benissimo da parte loro a pagare poco il latte, ma è che lo stanno pagando di fatto per quello che vale oggi. Tutto si riconduce purtroppo a un litro di latte in più. Il post quote latte, che qualcuno diceva sarà un disastro, qualcuno diceva non succederà niente, invece vince il partito che le difficoltà, insomma, sono evidenti, perché questa crisi di fatto è riconducibile solo al famoso litro di latte in più, che evidentemente non è uno, ma sono migliaia di tonnellate. E quindi, insomma, questo eccesso di offerta con una domanda ferma, o vorrei dire anche in discesa, nel senso che se mettiamo dentro l'embargo russo, che adesso dura da 1 anno e mezzo, di fatto l'embargo russo ha segnato l'inizio di questa crisi, no? Perché è venuta meno la domanda da parte della Russia, e qui in Italia viviamo un danno più che diretto, indiretto, perché Olanda, Germania, paesi che esportavano in Russia, di fatto gli è venuto più comodo scendere a valle, come si usa dire, no? La Cina, che negli ultimi anni aveva avuto una forte insomma, richiesta, domanda di polveri che arrivavano principalmente, insomma, dai paesi europei. Capite anche voi che sono tre fattori che portano a una crisi strutturata. Oltretutto stiamo parlando di latte, che è il settore insomma, dell'allevamento più difficile. Perché? Perché abbiamo crisi, insomma, non se la passano bene anche altri settori dove, insomma, ci sono di mezzo gli animali. Però la carne, se oggi non va bene, ti fermi, non cambia niente, e fra 3 mesi, se vedi che il mercato cambia, riparti. La vacca da latte è una famiglia che crei, e nel momento in cui l'azienda chiude non riparte più. Però gli interventi da parte delle istituzioni, il governo, piuttosto che la comunità europea, piuttosto che un contesto mondiale, secondo me dovremmo andare nella direzione di calmierare la produzione, perché se lasciamo che la produzione vada, secondo me dovremmo abituarci a produrre queste cifre, purtroppo. Poi un altro problema: in Italia il 50%, non ricordo se è il 49 o il 51, ma mi sembra il 51% del latte va a prodotti DOP. Il 49% del latte non va a prodotti DOP. Il 51% del latte che va a prodotti DOP in questo momento se la passa un po' meglio, nel senso che il valore della DOP e il valore del Made in Italy riconosciuto nel mondo sta di fatto dando alle aziende di trasformazione, e quindi come la nostra cooperativa, la possibilità di remunerare qualche centesimo in più. Però anche noi abbiamo poi di fatto il confronto sul mercato, per cui riesci a stare un po' più sopra, ma non è che puoi pretendere che se il latte vale 32 tu dal tuo formaggio realizzi 45. Cioè è una forbice che non sta. Il consumatore di fatto è disposto a spendere un po' di più, ma non
o il doppio o insomma quasi un bel terzo del valore. Per cui c'è anche questo problema che abbiamo il 50% che ha una barriera in più, e vedi il consorzio Grana Padano che da anni insomma, ha adottato il piano produttivo, vedi il consorzio Asiago che ha adottato il piano produttivo, vedi altri prodotti che conosco meno perché non li produciamo, che però sono su questa falsariga. Il controllo della produzione evidentemente la fa la padrona, perché poi cosa succede? Che questi piani produttivi non è che non abbiano permesso di crescere, perché lo dicono i numeri, siamo cresciuti, ma siamo cresciuti in maniera regolamentata. Noi stessi al nostro interno abbiamo nei tavoli insomma, decisionali la discussione di fare un'autoregolamentazione delle produzioni dei nostri soci. Qualcuno l'ha già fatto, parlo di Latte Busche, che è l'altra cooperativa più grossa insomma, che c'è qui in Veneto. Andiamo in piazza a vedere se per cercare di smuovere insomma, la situazione. Fanno benissimo andare in piazza, anzi sono solidale, anche come azienda abbiamo insomma, cercato di contribuire a quelle che sono, secondo quelle che sono le nostre possibilità, però sono molto scettico sul realizzo di un risultato che sia considerato insomma, soddisfacente. Dico che secondo me il governo potrebbe fare tanto, cioè noi attraverso la nostra partecipata Agrifo esportiamo in vari paesi insomma, del mondo e vediamo che ci sono paesi che sono riusciti a valorizzare la loro materia prima di introdurre materia diciamo da altri paesi. Parlo del Canada, oggi in Canada il latte viene pagato di fatto in pound, in dollari, adesso non ricordo, ma insomma l'equivalente di €1 al litro. E siccome le materie prime costano tanto qua quanto là, perché la materia prima mais, soia, insomma le due principali, di fatto è un mercato veramente mondiale, no? Capite anche voi lo stato di salute che può avere un allevatore canadese e lo stato di salute che può avere un allevatore italiano, ma anche francese, non cambia granché, forse loro già percepiscono quei 3, 4, 5 centesimi in meno e non sono soddisfatti. Noi se arriviamo al valore del latte francese siamo morti, proprio defunti già in partenza, però qualche paese è riuscito a fare questo. Allora dico, prendiamo esempio da qualche paese che è riuscito insomma, a far sì che il valore insomma, rimanga all'interno e valorizzare insomma, il lavoro dei propri insomma, produttori. Al ministro Martina insomma, mi sembra di poter dire che insomma, come si può dire, apprezziamo l'impegno e se magari volesse alzare il telefono io idee ne ho parecchie, insomma, mungo le vacche tutte le mattine, tutte le sere, ho una grande responsabilità come presidente di questa cooperativa, per cui un po' di voce in capitolo penso di averlo, insomma, ecco, questo è facile trovare il mio numero di telefono.